Dopo aver lasciato la fermata Pace, all'incrocio con via Tommaseo, il tram di Volta Barozzo scende per via Gozia, attraversando il trafficato incrocio con via Trieste, che sarà infatti dotato di un nuovo semaforo per favorire il passaggio del mezzo. Poco più avanti, all'altezza dell'attuale stop degli autobus, la terza fermata del tram, denominata Gozzi. In questo caso la banchina sarà realizzata ad Isola, in mezzo alla strada. La criticità principale però viene subito dopo, quando i binari attraversano il ponte Omizzolo. Qui il convoglio diretto a Volta Barozzo gode di una corsia riservata, mentre quello in viaggio verso la stazione condividerà la corsia con le auto dirette verso nord. Una circostanza promiscua, non semplice da gestire. Sarà importante segnalare in modo chiaro i percorsi per evitare sovrapposizioni. Dopo il ponte i binari si bifurcano lungo via Morgagni in due corsie riservate per senso di marcia, dimezzando lo spazio dedicato alle auto. Per preservare gli alberi l'intero tracciato sarà gestito a batteria, senza l'ausilio di cavi aerei. Un tracciato di circa 500 metri che termina nell'incrocio con via Belzoni e la fermata numero 4 Morgagni.